Allora, nell'altra parte della nostra trasmissione abbiamo come ospite Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, ben ritornato con noi in studio. Salve a voi. Questa volta la facciamo cimentare in una tematica di cui vi siete occupati voi come Confcommercio, congiuntamente ad altre entità, molto importante, che uno dice ma che ha a che fare col commercio, in realtà ce l'ha, è il consumo del suolo. Consumo del suolo, cambiamento climatico, economia circolare, sfide, prospettive e opportunità per le imprese. La parola opportunità già mi illumina, perché in questo periodo qua si vede sempre il negativo e poco si riesce a cogliere l'opportunità. Prima cosa, perché vi siete cimentati in questa sfida dove c'è la parola consumo del suolo abbinata anche a opportunità? Come riesce a trovare il trade union e dove sta la chiave vincente per il settore del commercio? Beh, noi sul consumo del suolo ci siamo sempre battuti perché riteniamo che sia doveroso da parte della nostra associazione avere questo tipo di attenzione. Il consumo del suolo riguarda tutta la comunità, specialmente nella nostra regione dove è stata un po' maltrattata, diciamo, e questo lo dicono i dati, dal consumo del suolo. Quindi adesso non si deve più parlare di consumo del suolo, adesso si deve parlare di rigenerazione urbana, andare a vedere dove ci sono queste cattedrali nel deserto o anche le stesse città che hanno bisogno di essere rigenerate. Questo mi sembra che sia un tema attuale e lo vediamo perché in questo momento dove ci sono situazioni particolari dettate dalla condizione anche del Covid, okay, che ha fatto veramente emergere questo problema in maniera importante. Vediamo che lo smart working sta creando dei building vuoti, okay, dove devono essere anche questi regolamentati. Abbiamo bisogno, insomma, in pochi mesi è cambiato il mondo. Ci dobbiamo svegliare da questa situazione e dire bene cosa dobbiamo fare. Ecco la parola opportunità. La parola opportunità cresce quando noi riusciamo a rigenerarci, a capire che le situazioni sono cambiate sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista anche imprenditoriale. Allora, dobbiamo assolutamente far tesoro di questa cosa, nella negatività di questa grande disgrazia dobbiamo farne tesoro anche di tutte queste cose che stanno emergendo e quindi io spero che il consumo del suolo sia trattato in maniera completamente diversa. C'è una legge regionale. Esatto, però c'è una legge regionale sì, che già diceva non bisogna più consumare suolo. Da quello ci si aspettava un giro di vite, cioè non più nuovi centri commerciali, non più nuove abitazioni, se non, utilizzando determinati passaggi di questa normativa, il recupero di vecchi edifici che sarebbero dovuti essere abbattuti per poi costruirne di nuovi. Sì, ma la legge regionale riguarda a un nuovo piano urbanistico e quindi quelli vecchi che hanno autorizzato già aree commerciali, questi non rientrano chiaramente. Quindi non ha effetto retrattivo. Ecco, quindi ecco che anche i comuni hanno una grande responsabilità in questo e quindi io dico che servirebbe più che altro anche a chi ha voglia di investire, chi ha voglia di rigenerare, ci sono spazi e ci sono modi e metodi per rigenerare città, ne guadagneremo tutti sotto questo profilo, anche perché vediamo le disgrazie che stanno succedendo in giro per l'Italia, no? Vediamo questi grandi nubifragi, il clima sta cambiando un po' tutto, è bene che ci tariamo in maniera diversa e che pensiamo in maniera diversa, dobbiamo avere più rispetto del nostro clima, della nostra natura, del nostro territorio. Se noi cominciamo ad avere rispetto su questo, molto probabilmente questa sfida si vince, però dobbiamo tararci anche noi. Lei vede una nuova urbanistica delle città e quindi qui una sfida estesa anche agli amministratori, cittadini con delle richieste ben precise dalle categorie che vivono il territorio, perché normalmente subivano, no? Si subivano decisioni di urbanistica strutturate e decise in alto. Adesso invece potrebbe essere il contrario, cioè in base alle esigenze che emergono dal territorio, dai cittadini, dai commercianti, dalle categorie produttive, anche dalle aziende stesse, perché le classiche zone artigianali, industriali collocate ovunque hanno ben poco senso di esistere. Come diceva lei, questi palazzoni con tanti uffici
forse anche no, quindi magari Sì, rivedere l'urbanistica delle città. ma sì, ma io penso che sia un percorso che dobbiamo assolutamente fare perché non c'è via di scampo. Allora, o ripensiamo, perché? Perché la mobilità è cambiata. E quindi le città si devono trasformare anche su questo punto di vista, specialmente città che hanno caratteristiche medievali come può essere la nostra città o anche tante altre, quindi da questo punto di vista dobbiamo essere più smart come città, quindi accogliente dal punto di vista del parcheggio, uno deve arrivare a trovare subito il parcheggio in città e muoversi in tranquillità. Perché dico questo? Dico perché un'auto in giro produce più PM10 che non fa un'auto che arriva e trova subito da collocare. Al di là di che saranno sempre più ecologiche le auto, sempre più elettriche, Vabbè, sempre però, più... insomma, Però insomma è tutto... il problema è dove la metti. Però è un problema, appunto, è un problema proprio di città sostenibile e città intelligente. La città intelligente, quando parliamo appunto di accoglienza, quando parliamo di smart, quando parliamo di città intelligente, io penso che sia definita a essere una città ospitale, una città ricettiva, con tutte le caratteristiche che deve avere. Però abbiamo tempi lunghissimi, Presidente, perché se prendiamo di alcuni esempi di città, anche quelle che ci stanno più vicino qua sul territorio, non facciamo nomi, ma i tempi sono eterni, poi si discute di un posteggio, apro quel posteggio, quel parcheggio o non lo apro, lo sposto, tolgo un altro, nel frattempo chiudono i negozi, per esempio, nel frattempo si desertifica il centro con la delinquenza che dilaga. Perché abbiamo sempre pensato a una città ricettiva dove c'è il direzionale, il commerciale, l'abbiamo sempre suddivisa in comparti. Invece adesso ci accorgiamo che queste aree diventano abitate di giorno, una fascia oraria, e dopo di notte sono abbandonate. Sono aree morte perché gli uffici chiudono, perché non c'è più anima, non c'è più vita. E quindi queste zone create in questo modo, le città, Milano 1, Padova 1, Verona 3, tutte queste situazioni qua, oggi viste con il senno del poi, non vanno più bene. Devono essere riformulate, devono essere riviste, devono essere ripensate, perché altrimenti congestioniamo delle aree, svuotiamo delle altre. E questi vasi comunicanti che qualcuno resta sempre vuoto, comunque vada. Ecco che dico, è un discorso molto più ampio, molto più... Che però va fatto in fretta. Però va fatto. Dobbiamo assolutamente avere questa sensibilità e dobbiamo... assieme, perché io parlo sempre di coprogettazione, perché quando facciamo una coprogettazione tu chiami dal residente, dal commerciante, dall'imprenditore, dall'artigiano, dall'industriale, li chiami, li metti attorno a un tavolo e lì riesci a pensare qualcosa di utile e di urgente anche da fare. Io ho fatto questo esperimento, io l'ho fatto quando ho coprogettato da via Porciglia qui a Padova, via Porciglia, piazza Ermitani, via Zabarella e via del Santo, quando ho creato un circuito e ho chiamato 33 persone attorno a un tavolo e tutti davano la loro visione di come volevano quell'area là, perché era un'area che andava desertificata, perché hanno chiuso certi centri direzionali come intendenza di finanza, come esattoria, che erano importanti, il tribunale. Quindi c'è stato uno svuotamento di una parte di città dal punto di vista direzionale e noi abbiamo pensato alla riprogettazione. Dopodiché abbiamo anche trovato un po' di fondi, però dopo si è bloccato in piazza Ermitani, si è bloccato il percorso. Però via Porciglia, che abbiamo diciamo, l'unico pezzo che è stato riqualificato, ha dato i suoi frutti, perché si stava trasformando tutti i negozi in garage. Sì, e invece così abbiamo riaperto perché, attività. come io chiedo proprio nella criticità, lei ha fatto un esempio concreto di una città che ha dei problemi, inutile negarlo, ha dei grossi problemi. Li ha sempre avuti, le categorie voi l'avete sempre lamentato, dopo ci sono cittadini che non vedono oltre, però di fatto Padova non è una città che visiti 20 volte, si sa, è un mordi e fuggi, vai a visitare Padova, poi chissà perché i turisti non ci tornano, mentre tornano, solito esempio, Treviso, Verona, quando c'è il turismo si torna e si ritorna a Padova, visto il Santo, visto Cappella degli Scrovegni, 2 o 3 cose, no.
Lei ha detto un esempio benissimo, si arriva a Piazza Ermitani, bellissima, straordinaria, ci sono i giardini, ci sarebbero i giardini, fossero frequentabili, e si può arrivare in 2 passi alla stazione. Un percorso che potrebbe essere valorizzato in modo straordinario. Viceversa, in stazione non ci vai perché non è una zona di buona frequentazione. Perché si è bloccato tutto lì? Qual è stato il quid che ha impedito di creare un bel percorso anche pedonale? Perché la pedonalizzazione, so che per i commercianti è un nodo alla gola, però poi risolve e apre delle vision straordinarie in tutte le città. Vediamo anche Londra, dove ha pedonalizzato Londra, è esplosa il commercio. Perché si è bloccato lì, per esempio? Una città come Padova, perché magari l'ha conosciuta nel passato anche lei. Quando una pedonalizzazione è fatta in maniera intelligente, io penso e spero che non ci sia nessun tipo di ostacolo. Perché? Perché crea valore al percorso che tu vai a costruire. Noi avevamo pensato questo per fare un anello, invece che lasciare il listone, creavamo un anello, che si tornava in modo che tu potevi visitare Padova in maniera diversa, toccando il Santo, toccando i Scrovegni, toccando i punti importanti della città. E quindi questo era il nostro principio. Adesso devo dire la verità, con il vice sindaco e con l'assessore al commercio abbiamo rimesso in moto questo progetto, perché si sono accorti che altrimenti con l'università, che Via del Santo verrà svuotata perché andranno alla caserma Piave, e quindi si creerà un vuoto anche in Via del Santo, via Zabarella, che sono vie importanti della città, hanno una storia, hanno una cultura, sono vie anche frequentate in altri tempi in maniera importante. Quindi creando un circuito, adesso stiamo riesumando quel progetto del 2013, se non sbaglio, lo stiamo rimettendo in moto, e quindi meglio tardi che mai, però insomma ci stiamo arrivando dopo fatica, dopo tante... Perché qua in Italia tutto è molto lungo, è molto lento. Dato di Adesso fatto. stiamo facendo l'esempio di Padova, però possiamo fare l'esempio anche di Verona, anche di altre città che hanno fatto questi passaggi importanti. Anche Mestre ha fatto dei passaggi importanti. È cambiata tantissimo. E questo speriamo che questa preservazione del suolo, che non si vada più a consumare suolo e non si creino più città fantasme, perché c'è anche questo che stiamo creando e abbiamo creato con questi outlet, con queste città satellite. Sì, città che non hanno una storia, non hanno una cultura, sono dei centri di aggregazione commerciale, e spero che anche questi abbiano un fine, perché non possiamo perdere le nostre città che vivono di un assembramento di cultura, di storia, di negozi, di particolarità importanti. Se noi perdiamo questo valore qua, veramente diventa un problema serio gestirle poi, perché diventa un problema di sicurezza, diventa un problema anche di degrado, diventa un problema di cultura, perché se tu non valorizzi le nostre città, i nostri centri storici, diventa un problema molto ma molto serio. Assolutamente. Un'altra cosa importante sono i fondi. Ci sono dei progetti europei che voi avete preso seriamente in considerazione per attingere di sviluppo sostenibile, relativo allo sviluppo sostenibile, per attingere dei finanziamenti. Si riesce ad assecondarci, a seguire quelle che sono le direttive principali per poter poi fruire di questi fondi? Beh, io credo di sì, che se ci mettiamo di impegno, l'abbiamo dimostrato che siamo capaci anche di acquisire questi fondi europei e anche metterli in pratica. Però non dimentichiamoci che abbiamo questi 209 miliardi dei recovery fund che dovrebbero servire per rilanciare il nostro territorio, per rilanciare l'economia delle nostre imprese, per rilanciare la nostra Italia. Io spero che ci sia e che si ponga attenzione alle infrastrutture che servono a questo Paese, e queste infrastrutture servono anche per le città, e quindi se viene fatto veramente un piano di lavoro serio, con una visione, con una progettazione intelligente, questi soldi verranno impegnati in maniera forte e intelligente. Se invece dopo pensiamo solo ai sussidi, questo è un altro tema,
che vedremo che prima di tutto non ce li daranno e secondo, se ci danno qualcosa saranno sperperati. Assolutamente. Siamo arrivati alla pubblicità, Presidente, quindi la ringrazio di questo suo intervento. Continuiamo però su questo tema sviluppo sostenibile, che è molto importante. Questo progetto consumo di suolo, cambiamento climatico, economia circolare è stato oggetto anche di uno studio approfondito da parte di Confcommercio del Veneto, quindi questo è un tema che vede diversi interlocutori dopo la pubblicità, quindi restate con noi.